C'è grande confusione attorno al gigante. Da una parte la società biancazzurra con il patron Giuseppe Deni, che ha intenzione di denunciare per truffa Emanuele Canzonieri, annunciato qualche giorno prima come nuovo maggiore azionista ed osanato nuovo presidente dell'Acregas. Quest'ultimo aveva preannunciato l'arrivo di calciatori importanti per risollevare le sorti del sodalizio, ma qualcosa si è inceppato. Conti correnti bancari bloccati, pendenze giudiziarie tutte da chiarire ed anche qualche problema familiare che lo hanno costretto momentaneamente, e lo ha dichiarato con qualche messaggio lo stesso Canzonieri, a soprassedere in attesa di ulteriori pianificazioni. Emanuele Canzonieri sembra, secondo quanto dichiarato dallo stesso, è intenzionato a tornare presto per continuare la sua avventura e mantenere la parola data ai tifosi ed alla città, preannunciando la sua presenza proprio questa domenica a Pompei nella trasferta tutta biancazzurra. Cosa succederà lunedì prossimo 13 gennaio in occasione della preannunciata conferenza stampa di Giuseppe Deni, il quale intende denunciare per gravi danni di immagine arrecate al club biancazzurro è necessaria a seguito della condotta del signor Canzonieri, che avrebbe falsamente dichiarato l'intenzione e la capacità di acquisire le quote di maggioranza della società, ponendosi come figura determinante per il rilancio del club nel panorama calcistico nazionale, un giallo che forse il tempo potrebbe appianare con ulteriori chiarimenti tra le parti. Intanto si gioca la seconda di ritorno, dove si giocano ben 5 derby siciliani e 2 calabre. Andiamo nel dettaglio. A Favara si gioca Castrum e Favara Cireale, Nissa Paternò, Egea Virtus Sant'Agata, Ragusa, Siracusa e San Cataldese Enna. Sono queste i 5 derby tutti siciliani. Un paio di quelli calabri, San Biase e Vibonese, Scafatese e Regina e infine il Licata che gioca in trasferta sul campo dell'Ocri. Abbiamo preparato bene questa partita, sappiamo dell'impegno che abbiamo, però insomma io sono convinto che facciamo una buona prestazione. Il Pompei che avversario è? Come si può fermare, provare a battere? Dobbiamo giocare di fare una partita importante sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista agonistico, della concentrazione, cercare di eliminare qualche errore perché insomma commettiamo sempre qualche errore purtroppo determinante, però abbiamo insomma la convinzione che prima o poi le cose andranno come devono andare. Dopo il pari interno contro il Locri in rimonta, come affronterete questa partita che Acregas servirà per provare a fare rimpresa? Ma sì, abbiamo bisogno di fare punti, quindi abbiamo poco da perdere, come si suol dire. È chiaro che fare punti fuori casa è una cosa importante, abbiamo sicuramente una partita difficile, però insomma i ragazzi hanno una buona condizione, una buona convinzione perché insomma la squadra l'ho vista bene questa settimana, mi auguro insomma che si possa fare questo qualche risultato anche per prendere un pochino di fiducia, un pochino di consapevolezza in più nei nostri mezzi. Perdi Palazzolo per squalifica, però avrai a disposizione finalmente Pusic. Sì, è un giocatore per noi importante, è già 3 settimane che lavora con noi, conosce bene quella squadra, quindi mi aspetto un'ottima prestazione sua e anche della squadra intera.